Io capisco, sono stato sindaco anch'io e quando ci fu l'ondata del 2011, quando americani e francesi fecero fuori Gheddafi, arrivarono centinaia di migliaia di persone. E come sindaco, io sindaco di una grande città, noi avevamo un hub a Verona di più di 500 presenze nello stesso posto, lo gestimmo con la prefettura e con le forze dell'ordine, con delle regole di ingaggio del tipo non vogliamo casini nella comunità locale, quindi si comportano bene e non creano disagi, e così fu, e non ci fu nessun problema per la nostra comunità. E quindi feci la mia parte come amministratore. E allora, come adesso, quando il ministro Maroni chiese allora, come adesso sta chiedendo il ministro Piantedosi, la disponibilità per un CPR, allora si chiamavano CIE, io da sindaco di Verona dissi al governo: se fate il CIE a Verona vi do la disponibilità. Perché il CPR non è un posto dove l'immigrato entra, esce, bighellona, fa casino. Il CPR è una struttura detentiva dove l'immigrato in vista di espulsione viene trattenuto per poi essere espulso dal territorio nazionale. Quindi è un posto sicuro con le forze dell'ordine che vigilano e soprattutto serve al territorio, perché oggi se dal Veneto tu vai a espellere qualcuno devi andare in giro per l'Italia a cercare un CPR che lo possa accogliere per l'espulsione. E quindi siccome di solito nei CPR ci finiscono i delinquenti, perché prima a essere espulsi ovviamente sono i delinquenti, e quindi a maggior ragione penso che i sindaci del Veneto con responsabilità, dove ci sono i requisiti, luogo isolato, sorvegliabile e vicinanza di infrastrutture dell'aeroporto, debba esserci la disponibilità per la sicurezza del paese a fare un CPR. È doveroso da parte dei sindaci che hanno i territori con quei requisiti, infrastrutture, aeroporto e un posto isolato e sorvegliabile, di dare questa disponibilità perché, ripeto, il CPR è un posto sicurissimo, sorvegliatissimo, forze dell'ordine dappertutto, chi entra nel CPR non è che va in giro, chi entra nel CPR viene espulso dal paese.